speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite in questa occasione Isabella Gianelloni, ben trovata, grazie per essere con noi. Ben trovati. Isabella Gianelloni, candidata per il Partito Democratico, il centro-sinistra, nel collegio del Senato, uninominale che comprende gran parte della provincia di Treviso, il capoluogo, Vittorio Veneto, Conegliano, Mogliano, per citare Oderzo, insomma per citare i centri principali, i centri maggiori di questo collegio. Isabella Gianelloni, lei è stata tra le firmatarie recentemente del Patto per le donne. Ecco, cos'è, in cosa consiste, quali sono gli obiettivi che si propone lei e vi proponete lei e gli altri firmatari? C'è un'organizzazione nazionale, si chiama Stati Generali delle Donne. Già la parola Stati Generali ci rimanda a una grande assemblea, a un luogo in cui ci si ritrova per affrontare e proporre proposte, idee, iniziative. L'ho firmato molto volentieri. È stato proposto a tutte le candidate e ai candidati, anche uomini chiaramente, a queste elezioni politiche, perché questo patto per le donne significa impegnarsi a far sì che le politiche a favore delle donne diventino veramente un punto centrale della politica del governo e del Parlamento. Mi riferisco a un paio di cose fondamentali. La prima delle quali è che questo patto per le donne dice che l'occupazione femminile non soltanto è importante perché le donne attraverso il lavoro e l'occupazione si rendono chiaramente autonome, indipendenti, quindi possono essere cittadine a tutti gli effetti, ma perché l'occupazione femminile, invece di essere un problema, come molti ritengono, è una grande opportunità per le aziende che assumono donne, lo sanno benissimo perché poi in realtà le donne hanno una capacità di lavoro incredibile. Secondariamente perché il lavoro femminile l'occupazione, quindi non soltanto quella come lavoratori dipendenti, ma anche chiaramente come lavoratrici autonome, il lavoro femminile produce altro lavoro, produce nuovi servizi, produce nuove opportunità di mercato, produce nuovo reddito in più che si somma nelle famiglie, e tutto questo contribuisce, è un volano positivo che contribuisce a creare nuova occupazione, nuovi servizi, nuovo mercato e quindi nuova ricchezza. Quindi stiamo cercando di ribaltare il concetto che ai noi ogni tanto aleggia in questo paese, per cui le donne sono buone nei momenti di crisi, facciamo lavorare anche le donne perché va bene così, dopodiché l'importante è che tornino a casa tranquille e non disturbino troppo. Stiamo dimostrando invece che questo è l'esatto contrario. Quindi sicuramente l'occupazione femminile, ci sono anche molte donne imprenditrici che su questo stanno cominciando ad affermare davvero che assumere una donna, l'ho sentito dire poco tempo fa a un convegno da Maria Cristina Gribaldi di Keyline, che ringrazio poi per tutte le opportunità che dà di discussione all'interno della sua azienda, che assumere una donna non è un costo ma un'opportunità. E detto da un'imprenditrice di una fabbrica metalmeccanica, quindi non un luogo in cui si fa ricamo, mi è sembrata un'affermazione importante, e questa è la prima parte. L'altra questione riguarda sicuramente il fatto che alle donne è affidata una parte del welfare. Nei momenti in cui appunto la crisi economica o comunque i servizi vanno un po' in crisi, alle donne ancora in Italia è affidato il welfare, che vuol dire accudire i bambini, gli anziani, i disabili, gli ammalati, eccetera. E quindi è ora che questo paese diventi un pochino più moderno, sarebbe anche ora da questo punto di vista. L'ultima cosa, non ultima, ma insomma la più drammatica, è quella che riguarda il femminicidio e comunque la violenza contro le donne. Il Parlamento ha approvato il reato di femminicidio, e però occorre, lo ripeto ancora una volta, secondo me una grande operazione culturale
per far sì che i giovani maschi, soprattutto quelli che stanno crescendo, imparino chiaramente il rispetto per le loro compagne, per le loro amiche, le loro mogli, eccetera, per far sì che riusciamo a diventare un paese da questo punto di vista civile, perché non è possibile che ogni anno in questo paese centinaia di donne vengano violentate, stuprate, colpite, ammazzate, nel peggiore delle ipotesi, da uomini che sono quasi sempre, come si dice, quelli che hanno le chiavi di casa. Certamente. Ecco, in una considerazione finale, Isabella Gianelloni, tralasciando naturalmente i reati di cui ci accennava e la violenza che è ovviamente, non occorre ricordarlo sempre e comunque condannabile, in Italia c'è una parità tra i generi, tra i sessi, o siamo ancora in ritardo in questo ambito? Siamo ancora in forte ritardo, nonostante la legge dica che deve esistere parità salariale fra uomini e donne, e per cui nello Stato, per esempio, l'impiegato statale che ha una funzione viene pagato tanto quanto l'impiegata, eccetera. Oppure magari nelle grandi aziende a parità di mansione riusciamo, no, ad avere. Però è vero che molto spesso le donne sono però assunte a livelli inferiori degli uomini, e quando ci troviamo di fronte a livelli più alti che non siano quelli normali, diciamo quelli più bassi, diciamo così, quando ci alziamo un po' di livello, fatalità, di dove si fa la contrattazione singolarmente e non tramite un contratto nazionale di lavoro, alle donne ancora una volta vengono date retribuzioni inferiori. Questo vuol dire che ancora si pensa che il lavoro delle donne sia un lavoro di qualità inferiore, quando invece tutte le statistiche mondiali, europee, italiane ci dicono invece che il lavoro delle donne è un lavoro che anzi ha un surplus, no? Importante, insomma, incisivo Come ci accennava anche prima, nell'impegno lavorativo, anche perché noi donne un po' per natura, forse, non lo so, per quello che ci capita nella vita, siamo multitasking, quindi riusciamo generalmente a fare un sacco di cose e ad avere l'abitudine a organizzarci le cose in maniera molto più precisa. E questa cosa dovrebbe essere compresa non soltanto nei sorrisi che si fanno quando si va a mangiare la pizza, ma dovrebbero essere comprese quando si fanno delle scelte economiche e sociali importanti per il paese. Certamente, anche perché appunto poi proprio il lavoro e questo mancato riconoscimento sul lavoro è poi una spia di un riconoscimento sociale che magari sconta ancora delle difficoltà. Grazie a Isabella Gianelloni, candidata per il Partito Democratico, la coalizione di centro-sinistra, nel collegio uninominale per il Senato di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo, insomma il Treviso 3. Grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, l'invito a seguire i prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre qui sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni.